e signori, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, buonasera. Che piacere essere qua in questo bellissimo anfiteatro di Piscinas, è la prima volta che veniamo qua per un evento e siamo molto felici di essere ospiti del comune di Piscinas e che infatti ringraziamo con un bel applauso, grazie. Ringrazio ovviamente anche Capoterra 2000 Academy e Deme Comunicazione che organizzano questo evento, ma prima di partire, come ben sapete, questo è un evento dedicato alla moda, alla musica, vedrete importanti sarti della nostra isola che con le nostre modelle sfileranno su questa bella passerella, però prima di iniziare la serata io voglio fare gli onori di casa con il sindaco Mariano Cogotti. Buonasera Mariano, grazie ancora perché insomma ci ospitate in questo posto bellissimo, siamo molto felici di essere qui, speriamo che sia il primo di una lunga serie e come sempre insomma ti porgo il microfono perché sicuramente anche tu vuoi fare un saluto. Sicuramente, grazie. E io porto i saluti del Consiglio Comunale e di tutta la popolazione di Piscinas, giustamente, e ringrazio poi la società che sta organizzando adesso questa manifestazione Capoterra 2000, che è uno spettacolo di sfilata di moda. E tutto questo se lo stiamo potendo far vivere a Piscinas è perché cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un contributo regionale con la nostra quota e quest'anno faremo una bella figura anche a Piscinas. Per 2 mesi ci saranno diversi eventi, ogni settimana ci sarà un evento. Abbiamo iniziato oggi con la sfilata di moda, poi inizieranno con gli altri spettacoli, a finire con Itazenda che non sono gli ultimi arrivati in Sardegna. E siamo contenti che anche a Piscinas c'è un po' di movimento per poter attrarre un po' anche di turisti, però vediamo la serata oggi è un po' così. Però ringraziamo a tutti e niente, vi auguro un buon divertimento, un buon spettacolo e grazie. Grazie molte a te, grazie per questo intervento, grazie a tutte le persone presenti e grazie anche a quelle che magari arriveranno nel corso della serata. E iniziamo con la moda. Ho infatti il piacere di partire con Sabbateri, l'arte della calzoleria e della pelletteria a disposizione di coloro che non vogliono passare inosservati. Una linea caratterizzata da un design particolare, una scelta di pellami di primissima qualità e conciati esclusivamente in Italia. Le mani poi fanno il resto, ovvero la differenza, perché ogni singolo paio di scarpe e accessorio viene realizzato interamente a mano. Un prodotto unico che racchiude qualità, stile e comfort. Sabbateri! Because
E per Sabatteri è con noi Andrea Bacca. Eccolo qua il nostro Andrea con la nostra Erika. Bellissima collezione anche stasera, Andrea, congratulazioni. Grazie, grazie a te, grazie a Erika. Molto bene, prima di proseguire vorrei fare qualche ringraziamento ai nostri sponsor. Per noi è molto importante perché tante persone collaborano per la realizzazione di questi eventi e quindi è doveroso ringraziarle. Ringrazio Archeofoto Sardegna, promozione dei siti archeologici della Sardegna, Assocral, One for All Convenzioni Cagliari, Baobab, Villa Simius, via Cagliari 43, Box Office, vendita ticket a Cagliari, Cesi, costruzioni edili, stradali, industriali, Selargius, Caracter, stampa digitale ecologica e arredi in cartone a Sassari, Epule, Centro Studi Nazionale della Cultura Enogastronomica a Capoterra, Deltapie, articoli tecnici industriali a Macchiareddu, Fito Mediterranea, Cosmesi, la natura che crea bellezza a Cagliari, Consaura Finance, consulenza e assistenza alle imprese, Farte, forniture tecniche industriali a Sestu e infine Tecnica Mista, grafiche ad Elmas. Un grande applauso per i nostri sponsor. Ed ora proseguiamo con la moda, proseguiamo con Roberto Bortolussi, non Bortolusci ma Bortolussi, che nasce in Friuli e fin dalla più tenera età manifesta un naturale talento per il cucito. Appena capisce che questo sarà il suo futuro si trasferisce a Milano per frequentare un'importante scuola di moda, la Marangoni. Nel capoluogo lombardo comincia a lavorare con la sartoria di alta moda Bichie, dove ha l'onore di vestire delle grandi personalità del jet set come Maria Callas o la contessa Gusta. Dopodiché ritorna nella natia Udine e apre la sartoria Roberto, affermandosi ben presto per l'eleganza del suo stile e l'accuratezza delle sue confezioni. I suoi capi e le sue collezioni calcano le passerelle di varie città straniere, tra cui Vienna, Monaco, Graz. Quest'anno festeggia i suoi 40 anni in Sardegna. Nel 1983 l'incontro con questa terra che conquista subito il suo cuore, tanto da trasferirsi a Cagliari, dove tuttora esercita in via del Collegio numero 4. Questa sera presenterà una collezione dedicata ai fiori. Roberto Bortolussi. In casa io e lui, io non mi accorgo che fuori è inverno ormai, la stanza è tanto calda, non penso mai che oltre la finestra per lui, in quella nebbia c'è un'altra estate che porta un caldo, un caldo, un caldo, un caldo, un caldo, un caldo. Lo vedo ma non c'è, è andato via da me, sta raggiungendo Tripoli. Ma Tripoli cos'è? È il primo nome che mi viene in mente, se lo immagino lontano, dove non so, in cerca di battaglie perché ogni uomo senza battaglie non può sentirsi un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo. E quando un uomo va a vivere di più, le donne han solo la
che qui mi troverai e io son già felice se penso che in questa storia anch'io ci sarò, ma fuori è inverno, la nebbia è nebbia, in questa stanza ritorna un caldo, un caldo, un caldo, un caldo, in casa io e lui. Le dive del passato rivivono grazie a Roberto Bortolussi. In casa Il nostro Roberto, io non mi accorgo che non abbiamo. Roberto questa sera non c'è. Sicuramente c'è stato qualche problema dietro le quinte, quindi sta sicuramente aiutando le ragazze a svestirsi. Un grande applauso per Roberto Bortolussi. E adesso ho il piacere di presentarvi un personaggio che dire poliedrico è quasi un eufemismo. Può essere definito un cantante, può essere definito un cabarettista, un comico, una persona che si occupa di teatro e canzone. Ma io lascio fare a lui perché sicuramente saprà presentarsi molto meglio grazie alla sua arte, molto meglio di quanto posso fare io. A voi, Alverio Cau! Grazie Arianna, Grazie facciamo un applauso a te, per Arianna. grazie a te caro. Che meraviglia, l'ho incrociata l'anno scorso, ma quest'anno è sempre meglio. È come il bellissimo. vino, invecchiando, No, vero? ma che invecchiando? Ma tu hai fatto un lift? Cosa No, proprio... niente, Sì. per il momento no, non ho fatto ancora nulla. Mamma mia, sì, meraviglioso. Grazie veramente. tesoro. Grazie. Bene, allora, buonasera a tutti. Ha detto delle cose su di me che neanche io ci credo, per la verità. Che cosa faccio? Non lo so esattamente cosa faccio. Cosa avrei voluto fare lo so stasera. C'è una bella gente, siamo in un bagno di bellezza questa sera, tante belle donne, avrei voluto dedicare una canzone in apertura alle donne, poi magari se c'è tempo la facciamo. Voglio invece dedicarvi, lo dico al tecnico perché stravolgiamo un po' la scaletta, una canzone, la 3, Alighiera. Ok, una canzone che è nata di recente, nel senso che è stata presentata a un festival nazionale di canzone d'autore a Teramo, premio Pigro, una canzone di Ivan Graziani. Era Taglia la testa al gallo, che poi al premio Pigro a Casa Sanremo è diventata invece Alighiera. Alighiera sapete che è Alghero. Ivan Graziani era di origini di Alghero, non so quanti di voi lo sapessero. È nato questo pezzo che parla di donna, parla di bellezza di Alghero, ma di tutte le località dove comunque c'è mare, c'è calore, c'è caliente, c'è sabbia e c'è amore. A tutte le donne che devono essere rispettate e che purtroppo ancora si continua a sentire che non sempre va così. Davvero vorrei che si cambiasse registro e che davvero le donne avessero un rispetto che forse fino ad oggi qualcuno ha fatto latitare. Alighiera per tutti. Danza stanotte, danza se spiullevi adesso era, danza stanotte, danza in Alighiera, danza stanotte, danza se scaente che in arena, danza stanotte, danza in Alighiera. Mai, mai, moi, mai, mai, mi moi, mai, mai, moi, mai, mai, mi moi, mai, mai, moi, mai, mai, mi moi, mai, mai, moi. Su mare meu, su mare do, su mare noi, su mare. Dai cale tempus, disen spuina. Mai, mai, moi, mai, mai, mi moi, mai, mai, moi. Sanda dua su sale meu, su entu noi salirun. Dai cale banda, tu es venina. Danza stanotte, danza se spiullevi
Grazie. Viva Ivan, sta spacciata, in sa gloria zia. Altro anno melo con saluti. Grazie, Arianna. Eccomi Alverio. Volevo dirti una Alverio cosa. Cau. Grazie. Volevo dirti che tu mi hai detto siamo quasi sul mare, portati il costume. Io l'ho portato, però c'ho caldo. Hai sbagliato il costume. Oh, la miseria, ragazzi, va bene. Ci vediamo ancora dopo, dai. Se vuoi ti faccio dare qualcosa davvero, del genere. sarebbe bello. Non Saresti- sarebbe una gran visione per voi, No, ragazzi. saresti perché- benissimo, non è vero. Grazie di cuore. Grazie. Grazie, Facciamo un Alverio. applauso. Non fate Grazie. mai mancare gli applausi. Un grande davvero. applauso ad Alverio, ma avremo modo di rincontrarlo durante questa serata. Grazie di cuore. Grazie Alverio. E adesso il piacere di presentarvi Marita Balas. Faccio anche una passeggiata, vengo qua vicino, così Riccardo finalmente mi fa una foto da vicino, perché ogni volta sia Riccardo che Katiuscia mi dicono «Ma te ne stai sempre lì lontana?» Ok, perfetto, ho fatto la mia foto di rito. Grazie, grazie ai nostri fotografi, sono veramente fantastici. Fategli un grande applauso. Riescono a farci uscire bene anche quando non sarebbe possibile, però sono veramente bravi. E adesso vi presento Marita Balas, da indossatrice a fashion designer, per dimostrare che i sogni non hanno confini. Ed è proprio in passerella che Marita comprende l'importanza di raccontarsi attraverso gli abiti. Ha incominciato disegnando e creando i suoi capi total look totalmente da autodidatta, presentando la sua prima collezione Street College alla settimana della moda cagliaritana nel 2019, diventando così una stilista made in Capoterra 2000 Academy. Poi un traguardo inaspettato, essere convocata tra gli 8 stilisti a rappresentare la Sardegna nella Fashion Week Mercedes-Benz di Mosca nel 2021. Il 3 luglio di quest'anno ha ricevuto l'attestato di registrazione dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per il suo fashion brand Marita Balas, e per questo le facciamo tantissimi auguri. Per questa occasione ha preparato una nuovissima collezione punk chic, un look casual ma ricercato, un mix sapiente di capi e accessori eleganti, sexy ma allo stesso tempo confortevoli, anticonformisti e che promuovono la libertà individuale e vanno contro la moda di massa. Marita Balas!
E questo è lo stile assolutamente inconfondibile di Marita Balas. Vieni Marita, stupenda, abbronzatissima. Meravigliose, grazie, complimenti, collezione strepitosa. Ebbene, e adesso abbiamo i Sand Brothers. Nasce dalla passione di due fratelli amanti dello sport e il mare, parte integrante della vita che li accompagna passo dopo passo e li spinge ad affrontare nuove sfide. Accomunati dalla pallavolo e il beach volley, Andrea ed Efisio hanno deciso di intraprendere un percorso che potesse trasformare la loro passione in un lavoro vero e proprio, creando una linea di abbigliamento che unisce sport e cultura, fondendoli all'interno dei loro capi con qualità, praticità e stile. Sand Brothers. Tony, primo bacio, primo trip, caramelle nel suo drink, orologi d'oro, come senti alle piaccio toxic come Britney. Stare insieme a Belen, festival techno non facevo rap, prendevo paste nel club, sto sudando come quando piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole e voglio darti 200 baci al rallentatore, però che peccato se dici di no, anche se tutto va a pezzi ti porto con me. In taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda, sì. Questa marea non ci fa paura. In taxi sulla luna, Martino, Vanessa, non mi ricordo, mi gira la testa. La porto a casa, le faccio la festa. Mezzo dolce, mezzo gangsta, 2 ore di fila, che bella vita. Fa waka waka come Shakira. È piccolina, ma un culo giga. È brava a letto, eppure a FIFA. Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole e voglio darti 200 baci al rallentatore, però che peccato se dici di no, anche se tutto va a pezzi ti porto con me. In taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda, sì. Questa marea non ci fa paura. In taxi sulla luna, Piove ma balliamo scalzi e scardinati fino alla fine, tutti bagnati perché dal posto ci hanno fatto uscire. Ti bacio a scatti solo per farti impazzire, anche se tutto va a pezzi ti porto con me, se tutto va a pezzi ti porto con me. Tony, primo bacio, primo trip, caramelle nel suo drink, orologi d'oro, come senti alle piaccio toxic come Britney. Stare insieme a Belen, festival techno non facevo rap, prendevo paste nel club, sto sudando come quando piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole e voglio darti 200 baci al rallentatore, però che peccato se dici di no, anche se tutto va a pezzi ti porto con me. In taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda, sì. Questa marea non ci fa paura. In taxi sulla luna, Martino, Vanessa, non mi ricordo, mi gira la testa. La porto a casa, le faccio la festa. Mezzo dolce, mezzo gangsta, 2 ore di fila, che bella vita. Fa waka waka come Shakira. È piccolina, ma un culo giga. È brava a letto, eppure a FIFA. E per Sand Brothers è con noi Andrea Vacca. Ritorna il sole e voglio darti 200 baci. Eccolo Andrea. Allora, io penso che lo abbiate riconosciuto, perché è uscito anche prima. Infatti questa è una nuova idea di Andrea e del fratello, giusto? E quindi noi ti facciamo tantissimi auguri perché l'idea è veramente molto molto bella e affascinante. Ci piace tanto. Congratulazioni.
Ed ora ancora qualche ringraziamento. Ringraziamo Demolizioni Congiu, Demolizioni Industriali a Capoterra, Il Baratto, Cagliari, Ecoservice Sarda, Servizi Ambientali ad Elmas, Pani e Turismo, Agenzia Viaggi e Tour Operator a Serramanna, SD di Sergio Dessì, Realizzazione Piscine a Capoterra, Generatività, Coaching e Consulenze per le imprese e professionisti, strutture produttive e aziende di servizi a Capoterra. Even Sardinia, servizi organizzativi, noleggio e vendita attrezzature a Sassari. Grazie a tutti i nostri sponsor e adesso continuiamo con la musica, perché vi avevo preannunciato all'inizio di questa serata che avremo dedicato la serata alla moda, ma anche allo spettacolo e anche alla musica, e quindi ho il piacere di lasciarvi in compagnia della bellissima voce di Arianna Pinna. Buonasera a tutti. Le lunghe giornate, la pubblicità incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente e rimandare gli sbatti e tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa, parole disperse, usa e getta. Come sere d'estate che ti lascia il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, male chi fa, dai ci pensiamo domani, e se nasce un problema poi scivola via, come una macchina sull'autostrada. Partiamo da zero, scappiamo in Nevada buttandoci giù dall'aereo, le dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini. A casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque, potremmo scappare, non dire niente, ma cambio discorso, dai lasciamoci andare, come sere d'estate che ti lascia il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che ti stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, male che vada, ci pensiamo domani, e se nasce un problema poi scivola via, come una macchina sull'autostrada del sole. E quando ti sveglio e mi guardi così, a me basta tutto questo, mi basta restare in silenzio, e non ho più voglia di andarmene via. Come sere d'estate che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, male che vada, ci pensiamo domani, e se nasce un problema poi scivola via, come una macchina sull'autostrada del sole. Grazie. La nostra Arianna Pinna. Grazie. Grazie a te cara, sempre bravissima, brava e sempre più bella. Molto bene, adesso abbiamo Samariposa Creazioni di Bettina Tola, e c'è una storia anche romantica dietro la decisione di Bettina di intraprendere poi la carriera di stilista. Io questa storia ve la voglio raccontare. Da bambina alle sere incontrava sempre la nonna mentre andava a messa. Osservava affascinata l'ondeggiare delle frange dello scialle che la volgeva al ritmo dei suoi passi.
Guardandola pensava che un giorno anche lei avrebbe indossato uno scialle e sarebbe stato il giorno del suo matrimonio, con un ricamo blu su un tessuto avorio. Da allora trascorsero tanti anni, ma il sogno non fu mai abbandonato e alla fine, il giorno del suo matrimonio, effettivamente indossava proprio uno scialle bianco con un ricamo azzurro. Da quel momento inizia a prendere corpo l'idea di creare dei prodotti attuali, ma indossabili al giorno d'oggi, senza dimenticare mai la tradizione a cui si ispira. E così, rispolverati gli insegnamenti della mamma, ricamatrice per passione, e appresa la raffinata arte del macramè, la tecnica araba utilizzata per la realizzazione delle frange, ha iniziato a creare scialli e accessori unici. Samariposa Creazioni di Bettina Tola. هي جاية تصفر وتخضر، هي اللي حاسة الفعل اللي صار، هي حيت معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حاجته قضية شلول. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل، أنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي، أنا بدا خصني جلالة ونفيد، يمشي ويغيب حاجته قضية شلول. هي جاية
Samariposa Creazioni di Bettina Tola. أنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي أنا بعدا Vieni cara, vieni qua. Prenditi i tuoi meritati applausi. Complimenti Bettina, complimenti, grazie. E adesso ho il piacere di presentarvi Marinella Porru. La passione per la moda sin da bambina l'ha portata a conseguire il diploma di stilista di moda, qualifica regionale di sarta teatrale, costumista e designer del gioiello, con l'ideazione del suo brand Preziose Creazioni Marinella. Ha unito le sue competenze di progettazione del costume e tecniche sartoriali con quelle del gioiello per la creazione di una linea di gioielli e abiti gioiello, abbinando cinture, stole e scialli per un ulteriore tocco di stile e colore, un'unione armonica di fili lavorati a mano con l'antica tecnica del macramè, metalli nobili quali argento 925, oro, gemme, pietre semipreziose, tessuti pregiati e pasta di fimo. I suoi lavori si possono inoltre ammirare e acquistare nella piattaforma e-commerce shopitu.com. A voi Marinella Porru. I'm
Tessuti naturali e creazioni particolarissime, quelle di Marinella Porru. Complimenti, complimenti Marinella, sempre una bellissima collezione. Grazie, grazie Azzurra. Facciamo ancora qualche ringraziamento in questa bella serata, fortunatamente non così calda come sembrava all'inizio, ma si sta proprio bene adesso, vero? Sì, avevamo un po' paura perché poi dietro le quinte voi non avete idea delle temperature che si raggiungono, quindi le nostre ragazze escono infatti un po' tutte lucide, sebbene siano state truccate benissimo, però ovviamente con il caldo un po' dietro le quinte questo succede. Poi arriviamo qua fuori e fortunatamente c'è questa brezza meravigliosa e si sta proprio bene, una serata stupenda. Bene, ancora qualche ringraziamento. Giorgio Paretta che rende bello il tuo giardino anche nella tua città a Capoterra. Gome Service di Franco Dessì, centro assistenza pneumatici revisioni a Capoterra. ML Costruzioni, montaggi e manutenzioni industriali a Cagliari. Windows Sardini, organizzazione eventi, promozione e vendita del prodotto tipico sardo a Capoterra. Nicola Satta Rappresentanze, Cagliari. Selingima SD, palestra di arti marziali e fitness a Cagliari. Guida al campionato, rivista Tifosi Rossoblu a Cagliari. Furgoniamo, concessionaria online specializzata in furgoni a San Luri. Stefano Liliu Trasporti, costruzioni civili e industriali a Uta. Aragi, Soul of Sardinia, il profumo originale della Sardegna. Benissimo, e adesso io ho il piacere di chiamare di nuovo su questa nostra bella passerella il personaggio che vi ho fatto conoscere prima, ovvero Alverio Cau. Eccoci, eccoci. Come si suol dire, eccoci. strano ma... L'audio c'è, strano ci ma, sono anche strano io. Ma Alverio. È che mi stavo... Strano ma Alverio. Strano ma Alverio. È vera sta cosa? Ma sei bellissimo, ti sei cambiato. Grazie, io ho la mia personalissima stilista che è mia figlia. Sì, ma Valeria fantastica Cao, tua figlia. Valcao, grazie. Mi ha fatto questa cosa. Bravo, sei Mi sto anche bravo, devo dire anche sono una anche passerella. bravo sfilando, un devo po', dire. sì, no, vabbè, però Cioè, mi dovresti certo. fare un po' anche una cosa del genere, un pochettino un così, Sì. capito? Una cosa... Io devo andare a lezione da voi. Comunque Alverio, strano Malverio l'hai detto, Strano no? Malverio. Alverio molti pensano che sia un nome d'arte. Non è un nome d'arte, No, è il mio no, nome di battesimo. È proprio il tuo nome. È il mio nome, ma pensa. È Il problema bellissimo. però è che non è un nome semplice da portare, perché quando ci si presenta, già normalmente stringe la mano, piacere, Alverio, tu dici, e non si capisce. Alveria, piacere. Non si allora la gente ti guarda e dice, ma che nome c'ha questo? Allora io ho capito che devo fare subito lo come si dice, lo spelling. Lo spelling. E allora prendete nota, il mio nome è facile. Albagiara, Lodè, Vidalba, Esporlatu, Riola, Itireddu, Ololai. È facilissimo. Facilissimo. Adesso me lo ricorderò per E sempre. poi è ancora più facile, Cau, Cabras, Albagiara, Uta. Pensa. Scusate, io sono molto... Dove sta Albagiara? Albagiara è giù nella Marmilla, da noi. ok. Sì. E quindi è dalle nostre È parti. molto bella sta cosa. Io ho fatto anche lo posso coniare, si spellis qua. Lo spelling del sud. Ed è un, Sì, come si andiamo chiama? velocissimi, guardate, perché Si me l'hai spelling. proprio messo su un piatto d'argento, devo dire. Attenzione, prendete nota, questo lo pubblichiamo. Allora, attenzione, A di Arbus, B di Bugerru, K di Carbonia, D di Domos de Maria, E di Esterzili, Flu di Flumini Maggiore, G di Giba, H di a casino. Non c'era. Non ce l'abbiamo con la... I di Iglesias, Lu di Luna Matrona, Ma di Masainas, Nu di Nusis, O di Ortacesus, P di Piscinas, e Q di Cuaddu, No, Alverio. Q di quarto, R di prendiamo Ruinas perché non c'è qua, Sa di Sant'Anarresi, Tra di Trattalias, U di Uta, V di Villa Peruccio, Z di Zediani, W, Villa Speciosa, Villa Peruccio. Ma pazzesca sta cosa qui. Mi ha chiamato l'altro giorno l'Inps, io, no? Dice, se dobbiamo fare un accertamento per la pensione, io ho la pensione, sono pensionato da 2 anni, dice, guarda, dobbiamo verificare della sua pensione, mi dà il codice fiscale, per favore. Io ho detto, certo, signorino, prenda nota. Cabras Albagiara Utta, lo devi dal Ruinas. Come? Mi ha detto, non si capisce, 58, Seulo 19, lo devi 321 Esterzili. Caduta la linea. Spacciao sua pensione. Va bene.
Io vi lascio in Grazie. compagnia di Alberio Cao. Oh, è tutta verità. Allora, attenzione, voglio solo prendermi qualche minuto per dirvi che io sono, nel senso che ero un ballerino diversamente agile. Adesso sono diventato un coreografo agilmente diverso. Faccio dei balli di gruppo, ma ovviamente a me piace il latinoamericano. Chiaro? Allora, un ballo di gruppo, il primo che è nato 20 anni fa, si intitolava Martinica Macca. Ok, attenzione, vi dico, prima che parta la base, semplicemente questo, che è ora di smetterla con tutto quello che è caraibico, para abajo, para arriba, a izquierda, y derecha. No, a giosso, a zubra, a mano manca, a mano destra. Ok? Martinica Macca, prego, e a ballare con me oggi c'è una sorpresa. Base, anzi base, sì, base, vai. C'è una scimmia dentro, ragazzi, fatela ballare. Sì, dai, sì. Eccole qua. Vidi una volta in questo mondo di che mi danno se più nessi Cavazenia de Martinicas e Zubabu, vedi uno solo e uno mattessi. Che meraviglia. In esempio Pischisette in un eterno gioco colavano tutto un pare, brigavano a comune, pari in puli che piovo, pulci e pidocchi, attenzione al passo, e dando palla, Martinica Macca, palla notte tie, ballo para mie, e torra palla, Martinica Macca, palla notte tie, ballo para mie, latinoamericano, e primo indosso giù. Apunate prima in giosso e mudu, devo di sopra su. Apunate poi di sopra e mudu, e mano destra. Apunate la mano destra e mudu, e mano manca. Apunate la mano su e cai. San Martinica Macca non si distracca mai. Galo denantis, apunate galenantis e mudu, e dei asegus. Apunate dei asegus e mudu, in azabolo, in volo. Apunate in azabolo e mudu, in attacchelo, in cielo. Apunate in attacchelo, su e cai. San Martinica Macca non si distracca mai. Stessa varia storia, San Martinica in terra, e impero non logo, e tutto su mondo, non vai a guerra. Valente a ballo tondo, di nanne sono raghe, suonavano in totue, campana dell'oria, e in totue pizzavaghe, e dando palla, Martinica Macca, palla notte tie, ballo cara mie, e torna palla, Martinica Macca, palla notte tie, ballo cara mie, e dando palla. Erika, Azzurra, grazie di esistere ragazze, grazie di cuore. Imparate la coreografia. Alberio, ma grazie. non mi avevi detto... No, stai fermo qua. Fermo. Per due motivi. Un po' di flebo, per favore. Respira. No, perché non ho più respira, 63 anni. Io mi ricordo quando avevo 63 anni reggevo, ma adesso... E adesso? 64. Lo so. È quell'anno che cambia tutto. Respira. 6 mesi. Respiro profondo, inspiro. Ah, dovrei andare da te in Espiro. palestra, però. Io so che tu fai delle cose. Dovresti. Ma io sono poltroni, sono piccolo. No, ma non mi avevi detto niente di queste ballerine visto? meravigliose. Hai visto? Le nostre ragazze sanno Sì. fare tutto. È Ma Erika è incredibile. stata una mia ballerina. Ancora di balla, Sì, ma Erika è una splendida ballerina oltre che una bellissima modella. E anche Azzurra, oltre ad essere una bellissima modella, è anche una splendida ballerina. Ma non sapevo che le avevi... Circuite. Esatto. Eh sì. Ancora è poco. Ce ne sono ancora di cose. Ce ne sono ancora di cose da fare, Dai, vero? Sì. Complimenti, Grazie di molto, cuore. molto Grazie. bello, molto Grazie. bello. Grazie. Poi io adesso ti intrattengo ancora un pochino perché, Certo. perché volentieri. Erika si deve cambiare. Dai, ma figurati. Per la prossima uscita. Ma quindi... se poi parliamo, non c'è Certo, problema. no, così tu riprendi fiato anche, Sì, perché non sì, vorrei è che vero. poi... Allora, c'è è il... vero, signor È Sindaco, vero. c'è qua il defibrillatore. Sì. Cioè, ci vorrebbe... ma- siamo attrezzati perché ormai per No, ma io legge recu- deve esserci dappertutto, quindi ce l'abbiamo. Recupero. Se vuoi ti Ce l'abbiamo. insegno un'altra coreografia mentre che Erika A sa. me no, lascia perdere. Magari è molto semplice, anzi dovete sapere che il mio sogno, Vabbè, sono siccome un caso avanzo disperato, anche con l'età, il mio sogno è quello di creare un borgo, Mhm. una RSA.
Però in un borgo dove tutti vivono, capisci, la loro vita, chi che cucina continua a fare, a arrostire maialetto, ecco, tutti gli anziani. Allora le mie coreografie stanno diventando minimali, proprio essenziali. Così le possono fare tutti. Esatto, anche seduti. Anche Ve ne do seduti. una al volo, poi la imparate e la fate a casa. Perfetto, Attenzione. ma si può fare anche seduti? Sì, anche seduti. Ok, attenzione. fammi Attenzione. vedere. Mi siedo allora. Bravo. È fantastico. Allora, il pezzo si intitola Kudu Goddu. Kudu Goddu, che è una parola, una canzone io molto questa la romantica. conosco, è difficilissima questa coreografia. No, ma me infatti. l'avevi già, no, me l'hai già fatta fare, io la conosco, non è vero che faccio. Ho capito, abbiamo già preso tempo. Comunque gliela faccio perché adesso loro lavorano. No, Attenzione. adesso gliela devi fare. Testo molto romantico. Longu su curzu, gudu gudu bascio, gudu con codu, gudu 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 su coda caddu, bascio se na codu che volta se da coda mettito su caddu. Ciao. Ciao. Coreografia al volo, ragazzi, memorizzate, attenzione. Longu su curzu, cuddu goddu bascio, coddu con coddu, cuddu goddu goddu. Su goddu a caddu, bascio se na goddu, chi è volta sedda a coddu a bendito su gaddu. Altro sanno melu con salluce, ci menateci di now, linga basante meno creta. Alverio Cao. Grazie! È sempre una garanzia. Aspettate che adesso ridivento seria. Non ce la farò mai, è impossibile per me. Io arrivo al massimo, ma assari gusta e questo gusta. No, devo credere che fia gusta invece via gusta. Ah, bella gusta. Questo è il massimo a cui posso arrivare proprio. Lì è già troppo complicato. Benissimo, serietà, la brava presentatrice. Buonasera a tutti. Adesso ho il piacere di presentarvi Valentina Muredda. Il filo conduttore di questa collezione è il punto luce inserito in tessuti leggeri che ne fa risaltare i colori e conferisce ad ogni abito una propria personalità. Valentina Muredda, nota per i suoi abiti di grande femminilità ed eleganza, questa sera farà brillare le nostre ragazze. Valentina Muredda. With his same old same bed.
era la luccicante sensualità degli abiti di Valentina Muredda. E con la nostra Valentina, con la nostra splendida iatrime, grazie. Congratulazioni, veramente splendida collezione anche questa sera. Grazie. Senti il pubblico, vedi come apprezzano. Molto bene, passiamo ora a Paola Sailis. Paola Sailis sin da piccola si dedica al ricamo, il suo dono innato anno dopo anno cresce e si perfeziona. Decide di ricamarsi lo scialle per il costume folk e riproducendo l'originale ricamo di un tempo, quello che sembrava destinato ad essere un unico lavoro è diventato il primo di una lunga serie. I suoi scialli, inizialmente ammirati e fotografati nelle più importanti feste popolari sarde, sono ora diventati una delle bandiere del ricamo sardo in importanti sfilate nazionali ed estere. Il suo talento è ormai riconosciuto e confermato, frequenti le sfilate romane, milanesi e quelle in Russia. In virtù di tutto questo e per le sue creazioni artistiche, nel 2022 è stata insignita del premio Francesco Alziator come eccellenza in Sardegna del ricamo e della moda. I suoi fili colorati, i suoi abiti, la sua fantasia e passione sono ormai un'importantissima realtà sarda. Io le rivolgo un ringraziamento speciale perché questa sera indosso un suo abito. Paola Sailis. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul E questa era la tradizione sarda proiettata nel futuro di Paola Sailis. Eccola qui la nostra Paola. Congratulazioni Paola, grazie ancora per questo splendido abito che mi hai fatto indossare. Grazie, grazie ai tuoi modelli. Grazie. Ancora qualche ringraziamento. Ringraziamo Soccorso Stradale Pala e Curreli, Autotrasporti e Soccorso a Capoterra, Lellos Garden SRL, realizzazioni di giardini e opere verdi a Villa Simius, Udella Sport, premiazioni per tutte le vostre ricorrenze a Cagliari, Seconda Mano Mercatino dell'Usato a Cagliari, 3C Prefabbricati Orosei, Spazio.it, servizio di internet e marketing e azienda di software, Gewi Limited Edition, gioielleria Corte del Sole Sestu, Onda Marina Rooms and Suites, Affittacamere Cagliari, Worldwide Service Logistic e Shipping, ricezione, stoccaggio e spedizione dello zolfo solido ad Assemini, Aligo Servizi Ecologici Musei, Sardegna Magazine, il magazine per il turista in Sardegna, Cagliari. Grazie ancora a tutti i nostri sponsor e adesso vi lascio nuovamente in compagnia della bellissima voce di Arianna Pinna. There's a fire started in my heart, reaching out fever pitches, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me I
Bravissima, Arianna Pinna. Io però vorrei il mio Alverio. Dov'è il mio Alverio? Il tuo è qui. Sono io. E non ce ne sono altri. No, anche perché Alverio è strano, È strano, Malverio, è incredibile strano Malverio. Malverio. Questo nome. Dunque, cosa facciamo? Io volevo dedicare all'inizio della serata un pezzo a tutte le donne che sono qua, ma soprattutto alle donne in cerca di marito. Come le chiamate qua le donne in cerca di marito? Bagadias? Bagadias. C'è una canzone, Bagadias. Le donne in cerca di marito. Io scopro cose nuove, sono ignorantissima sì, da questo. Quindi Campidanese. Bagadias, donne in cerca di marito. Questo è un pezzo in stretto che si chiama sta canzone di Bagadias. Ci sono in sala in platea delle donne in cerca di marito? Costituitevi. Cioè, voglio dire, non ce ne sono. Però non ci sono. Il sindaco ha alzato la mano. Il sindaco ha alzato la mano dire. perché c'è, non c'è. No, voglio dire, donne praticamente nubili che cercano di maritarsi. No, ma attenzione, vi voglio aiutare. Donne in cerca di un marito, anche se fosse il marito della migliore amica. Basti che sia un marito. Questo è più facile. No? E così siamo un po' tutti. Uno qualsiasi proprio. Un po' tutti beautiful siamo Ma a quel punto terribile lì. questa cosa. Quindi adesso con questa canzone che vi dedico, le dedico alle donne che sono qui, apriamo proprio la serata quello che succede rimane in queste quattro mura. A proposito, non ditelo in giro che io sono qui, perché mia moglie non lo sa che sono qui. Ok. La canzone fa così, e inizio da lei. Potete avere proprio poco. E chi vermitei si buongiò a canzone e c'è da vita sa prima persona a dei Bagadias. Bombo Maria da Vasca sabrusa reina de bonu jrovedu e pramagadoi sadame gastedu che presenziosa Marianna Sallari Sammate Rosa che ben florigiata Pisabella sì che sa deputata men su trovaggio. Quando io faccio così, voi Toni e tabai salua e naju gaboga lugori Eleonora Garru vinci de bellori ga 2 de 6 sunti da muda subregei gandintrada cresia na Maria Gasua larva de cereja colore germino. Maria Teresa Vira 10 sarruviu galligrada fetta na Maria Garau piccioca ghietta cade in bellum modu Maria Teresa Gasu che potta di yogu de babbe de mamma. Elisa Gadoi Sammate Sabramma Gabboga Pilloi e c'è da vita torra sa canzone. Sei bravissimo. Grazie. No, davvero, complimenti. Grazie. Ha una voce spettacolare, vero? Sì, grazie. È veramente bravo. Sembra Grazie. scemo, no? Però invece poi è bravo. Ma non hai capito, in playback sembra scemo, è bello. Tu sai che il miglior complimento che a me mi fanno quando io vado a fare le cose, ma tu sei pazzo, mi dicono. Sì, no, ma allora è veramente il più bel complimento. In realtà è vero, è bellissimo. Comunque non vi siete accorti, ma c'era il disco sotto. Bravissimo, Ciao bravissimo a tutti. Alverio, grazie. Grazie di cuore davvero. a tutti quanti, grazie, Un Piscina. grandissimo applauso per Alverio Cau. Mi si apre il cuore Grazie. quando arrivo nel Sulcisio, grazie. Fantastico Alverio. E stiamo arrivando alla fine della nostra serata, signore e signori. Veramente, spero che vi siate divertiti, spero che vi siano piaciuti gli abiti di questi splendidi stilisti, i nostri intermezzi di spettacolo e musicali.
E adesso chiudiamo in bellezza, chiudiamo con Emma Ibba. In questa collezione Emma ha pensato di rappresentare i bellissimi colori della nostra terra, il blu del cielo, l'azzurro del mare, il verde della macchia mediterranea. Le linee sono morbide, con qualche drappeggio accarezzano il corpo e alcune trasparenze e scollature che mettono in evidenza la bellezza femminile in modo discreto. Emma Ibba. On the other side of the strait called Heracles Columns, there is an island.
In questa collezione non c'era solo il blu del cielo, l'azzurro del mare, il verde della macchia mediterranea, ma c'era anche l'oro, l'oro del grano, l'oro delle nostre spiagge, l'oro del sole. Emma Iba. Vieni Emma, vieni qua davanti, non essere timida come tuo solito. Congratulazioni, anche con questa collezione ti sei veramente superata e le ragazze sono state bravissime. Grazie, grazie. Grazie di cuore per le emozioni che ci regalano. E beh, direi che abbiamo chiuso in bellezza, siamo arrivati alla fine di questa bellissima serata dedicata alla moda, allo spettacolo, alla musica, in questo bello anfiteatro e con un pubblico così bello. Perché, come dico sempre io, noi possiamo fare tante cose belle, ma se poi non c'è il pubblico, noi valiamo poco. Quindi, innanzitutto chiedo un applauso per tutti voi. Fatevi un grandissimo applauso. E poi faccio un po' di ringraziamenti. Ringrazio ancora una volta il comune di Piscinas con il sindaco qui presente. Grazie, grazie per averci ospitato in questo posto bellissimo. Ringrazio M Comunicazione e Capotere 2000 Academy, ringrazio i main sponsor P-Bread Natural Bakery, Keracol di Enrico Magia, rappresentante zona Cagliari, TechFind di Giuseppe Bolugiu, New Line, impianti elettrici, Full Media Service, Capri. Ringrazio tutti i sarti e gli stilisti che hanno preso parte a questa serata, quindi Paola Sailis, alla quale rivolgo un ringraziamento speciale per avermi fatto indossare il suo abito, Emma Iba che abbiamo visto adesso, Roberto Bortolussi, Marita Balas, Valentina Muredda, Sabatteri, Sand Brothers, Bettina Tola, Marinella Porro, tutti dei grandissimi professionisti. Ringrazio gli ospiti della serata, Alverio Cau e Arianna Pinna. Ringrazio i modelli e le modelle di Capotere 2000 Academy. Ringrazio le make-up artist Francesca Sezzo, Alessia Orru, ringrazio l'hair stylist Selene Orru, lo staff organizzativo Erika Ezzi, l'audio Luci, Sinergie Service, le musiche Maurizio Fadda, le riprese video Silvio Figus, il montaggio video Gianata Perra, la fotografia Ricarte, fotografia con Riccardo e Catiuscia, sempre bravissimi. Ringrazio il direttore della fotografia Enrico Locci, l'ufficio stampa Roberta Gallo, la responsabile comunicazione Cristiana Cappagli e i media partner RM2, Catalan TV, la TV ufficiale dei nostri eventi, Radio Sintony, la radio ufficiale dei nostri eventi. Tante persone lavorano dietro le quinte per organizzare questi spettacoli ed è doveroso ringraziarle tutte, ma come ho detto prima è doveroso ringraziare tutti voi. Grazie e all'anno prossimo, buona serata!